destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti Piaderoli e ben ritrovati su Mark of the Ninja. Quest'oggi andiamo avanti con il nostro gameplay. Andiamo a fare la missione numero 2. Però prima di partire con la missione numero 2 vi faccio vedere, vi spiego un po' di cosine per rendervi più chiaro poi le cose che vedrete durante la missione. Cosa facciamo? Inizia partita. Io sono andato un po' avanti Piaderoli perché comunque volevo un po' provarlo nel frattempo, quindi vedrete che ci sono delle cose che normalmente se fate a livello 2 per la prima volta non potete fare, perché sono delle abilità che si prendono poi successivamente. Intanto ho completato il livello 1 con tutte le i vari rotoli, i vari segreti trovati, così come anche il livello 2 l'ho già completato al 100%. È molto importante completare i rotoli, poi dopo vi spiegherò perché. Intanto andiamo a fare il secondo capitolo. Ok, prima di partire lui ti fa vedere questa schermata qua, dopo il primo livello. Questa schermata che cos'è? Quando voi trovate vari rotoli, vari segreti durante i livelli, avete l'opportunità di comprare delle tecniche nuove, dei modi di uccidere nuovi, degli oggetti nuovi, nel senso, cioè, altre tecniche per andare avanti nel gioco. E si dividono questi in tecniche, oggetti crea diversivo e oggetti d'attacco. Le tecniche sono, ad esempio, adesso vi faccio un esempio, l'inno del boia. Inizialmente nel livello 1 o comunque anche nel livello 2, finché non trovate la sua pergamena, questa tecnica non la potete fare. Questa che tecnica è? Praticamente quando penzoli da un punto di presa, premi X per afferrare il nemico e impiccarlo. Praticamente voi arrivate col rampino sopra un aggancio, vi penzolate giù dal rampino, lo prendete e lo impiccate. Poi dopo lo vedrete nel gameplay perché se riesco è una kill che mi piace molto fare. E quindi ne trovate diverse. Voi non è che però le avete subito. Voi trovate vedete, perché vedete queste qui che sono gialle e ce ne sono alcune che sono bianche. Quelle bianche sono ancora da prendere. Quelle invece gialle sono quelle che ho già comprato, quindi che posso utilizzare. Vedete in alto a destra quel simbolino con un numerino 1 di fianco? Quelli sono praticamente l'unità di moneta per poter potenziarle. Man mano che finite le missioni, finite i livelli, e questo numero aumenterà. E ognuna ha dei diversi costi. Quelle più semplici, quelle un po' più sfigate, tipo questa, ne vuole 3, ma ce ne sono anche da 6, da 7, poi adesso altre che sbloccherò. Così come gli oggetti crea diversivo, eccetera, 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 e oggetti d'attacco. Con questi man mano che dopo li utilizziamo in missione pedorali vi spiegherò come funzionano. È inutile che adesso vi faccio tutte le varie tecniche che ho preso, vi faccio la spiegazione. Per adesso non posso potenziare nulla, andiamo avanti. Andiamo. Ok, poi andate a finire in questa schermata qua. Questa schermata qui, dopo una volta potenziate le tecniche, andate in questa schermata qua. Qua ci sono tutti i vari stili diversi. Io ancora Pedroli non ne ho sbloccato nessuno. Vedete quei simbolini che ci sono? Tipo questa è tipo una pantera. Questi sono i rotoli che trovate, cioè scusate, le queste che fate durante le missioni. E quando fate tutte le queste con la testina Puma, sbloccate tipo questo stile. Una volta che fate tutte le quest del drago, con lo stemmino del drago, sbloccate questo stile qua, e questo il pesce, questo c'è un demone, e così via. Tranne la prima che penso che bisogna avanzare nel gioco prima di poterlo sbloccare. Quindi adesso lo vedremo poi più avanti, direi. Quindi adesso utilizzo lo stile normale, dopo vedremo, cioè non lo so neanche io cosa sono questi stili e che cosa danno. Poi lo scopriremo insieme, Pedroni. Oggetti crea diversivo, qui scelgo quale utilizzare. Io adesso mi metto la bomba fumogena, perché è quella che standardmente ti serve di più. È praticamente una bomba, adesso in genere la trovi nel terzo livello, nel secondo non la puoi utilizzare, però può essere utile, perché comunque dopo vedrete cosa serve, adesso non ve lo sto a spiegare, più del petardino che distrae. Ok? E qua l'oggetto d'attacco c'è solo la mina, che comunque non troverete nel secondo, la troverete mi sa nel quarto, che è utile, ma fino a un certo punto, nel senso dipende dalle situazioni. Ok, quindi direi che possiamo andare, Piederoli. E andiamo. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ing and of the champions who came before you. Before the Restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin.
put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to protect. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Ed eccoci qua, Pederoli. Allora, questa missione, allora, innanzitutto vedrete subito dei segretini che in realtà non vedete, non avreste mai visto. O comunque, cioè io li so perché l'ho già fatto, so. Tipo questo. Poi, la figata che ho scoperto è che uno puoi correre anche arrampicandoti. Puoi fare anche di queste cose qua, andando in giù con l'uncino. Guardate poi che figata quando sale. Cioè, insomma, ci sono altre cosine che ho scoperto, che adesso vedrete. Novità di questa missione. Questi laser qua, questi laser... Buildings are protected by high-tech tripwires, but you Questi can wreck laser- them all with a simple bamboo dart. Questi laser qua praticamente se ci passo mi accoppano. Ci sono diversi tipi di allarmi. Questo è uno, adesso ovviamente è facile da disabilitare perché è il primo. Così come anche questo. Basta un dardetto in quelle specie di quadri elettrici e via, che si risolve il problema. The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Praticamente questi invece che sono più sottili sono dei sensori di movimento che appena mi rilevano da quel tondo che vedete là, adesso col mouse si riesce a vedere, questo tondo qui, Piaderoli, viene fuori una mitragliatrice che praticamente con 2 colpi ti ammazza, per cui è meglio non cascarci. Per disabilitarlo basta metterci una guardia sotto, con i sensori con le guardie quelli si disabilitano e non... dopo adesso vedrete. Watch. Vedete, qui Piaderoli c'ho già una tecnica che posso attaccare dall'alto. In genere non ce l'avreste, ma è molto utile, ve lo And garantisco. switch off when the guard walks past them. Or Vedete? drag past them. Se ci metto la guardia sotto, quella non succederà mai nulla. Qui mi sembra di ricordare, adesso non l'ho vista, che c'era la quest di distruggere almeno 20 luci per avere la testa di pantera. Che è abbastanza semplice, basta togliere. Tanto occulto il cadavere così mi dà più punti. Oppala, andiamo avanti. Vabbè, no, bisogna andare giù. Ok, adesso qui vado piano pianino che non mi ricordo le posizioni delle guardie. Infatti. Andiamo di fare rumore. Ma sentito? No. Che palle. Comunque ho disabilitato quell'allarme lì, così almeno posso fare tranquillo. Posso anche colparli con una tecnica che ho imparato, posso anche prenderli giù dalle grate, ed è anche figo, adesso dopo lo farò. Ok, via, mettiamo dentro anche questo. Punti. Lì non ci posso passare, ma ci faccio il giro, Piaderoli. Ok, checkpoint. Oh, qui vi faccio vedere Transformer should be close. l'uccisione Be dall'alto, careful. dal rampino. Catwalks are crawling with guards. Io vado giù qua, pam pam pam, ecco qua. Guarda che figata, pum, e poi lo lascio appeso lì, sembra molto Assassin's Creed, no, vabbè. Ok, lo tolgo da qui prima che lo vedano le altre guardie, anche perché sto pezzo, adesso l'altra missione che c'è qui, Piaderoli, è praticamente raggiungere il trasformatore in meno di 1 minuto per avere la testa da ninja lì. Non so quale, non mi ricordo se ci sia, quale stile sia. Quindi adesso devo stare molto attento. Anche perché quando usate il rampino vedete che c'è un minimo di suono, un minimo di tondino. Se lo fate troppo vicino a una guardia vi sente. Adesso la prendo e velocemente la butto dentro il cassonetto. Prima che mi vedano, luci di merda. Via, butto lì dentro. Urca. Perché vi vedono da là in alto se passate sotto il fascio di luce loro vi vedono. Ok. Adesso
Lo tengo qui questo che non venga visto dalle guardie in alto. Vediamo se arriva qui che lo tiro giù da qua. Dai, vieni. No, niente, non lo carico. Però questa luce qui mi è insidiosa. Lo voglio seccare da qui per farvi vedere un altro tipo di kill, Piederoli. Più no. No, ma non arriva fino a qua. Urca. Vedete che vi vedono, cominciano a diventare più sveglie le guardie. Però lo prendo dietro. Oppala. Ok, via, andiamo. Pianino pianino, passiamo qua sotto. Ok. So far, so good. Sono arrivato già al trasformatore. Ok, così almeno disabilito un pochettino di... disabilito un po' di allarmi, eccetera, e luci. Ok, prendiamo l'artefatto. Ok, qui avrei trovato i petardi, quelli per distrarre, che io adesso ovviamente non mi... Ah sì, ce li ho. E una volta che li trovate, se rifate il livello, qui potete cambiare, prendere, potenziare e cambiare gli oggetti. Adesso io mi prendo non i petardi quelli lì, o se no... Vabbè, la bomba fumogena mi prendo. Vabbè. Faccio ancora un po' casino con Remember, alcune cose. if a guard is blocking your way, you can try to distract him. Che poi sarebbe tanto semplice fare così. I think I heard something. Non ho capito perché. Devo andare a buttare via una bomba, un petardino. Olè. Oh, qui ci insegna un'altra cosa, Piederoli. Praticamente posso fare la concentrazione, la posso fare anche in salto. E rimango sospeso in aria. Guardate che figata che rimango proprio in posizione per lanciare i kunai. Ok, quindi tolgo l'elettricità a questi cavi che mi avrebbero fatto molto male. Ok. Ma questi laser, se ci butto un cadavere, si disattivano anche per quel motivo lì. Vale. Qui non ho mai capito perché devo distruggerlo, ma lo stesso. Qui atterriamo la guardia. Cosa è stato? Comunque più avanti vai poi più diventerà difficile, Piederoli. Adesso sono i primi livelli questi, è normale che sia più semplice accopparle. Ma poi dopo ce ne saranno diverse con altre trappole, altre cose. Ti giri, maledetto. Portiamolo via. Ok, qua su cosa c'è di bello? Oh, veniamo a noi. Questi praticamente sono dei sottolivellini segreti, Piederoli, che praticamente vi serve per prendere dei rotoli, degli artefatti. Adesso non mi ricordo qui cosa c'era di preciso. Questo è il primo, dovrebbe fatti una cavolata. Buoni soldoni, adesso qui ho quei laser lì, io non ci posso passare. Spingo il bottone e li disabilito. Se spingo questa piattaforma qua si apre lì e partono dei laser. Quindi adesso cosa faccio? C'è questa cassa che praticamente ti fa da scudo dai laser. La posiziono qua, oppa, giù e apro. Poi me la posiziono qua. No, di qua. La spingo, hop, 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 hop. Buono, no. Spingere, ok. Rispingo il bottone, quindi perché praticamente se quando vengono attivati quel laser lì si toglie il laser qua sopra. Quando spingo il bottone lì invece il laser, quel laser che ce l'ha, adesso ve lo indico, questo laser qui praticamente non fa altro che c'è questo laser qui che non vi fa andare qua sopra nell'obiettivo. Buono, andiamo qua, oppala, anche qui puoi andare più veloce, ovviamente facendo sempre rumore, e ti prendi il rotolino che sono anche punti ovviamente. Adesso qui non c'è nessuno sotto. Ok, andiamo avanti, adesso devo fare una cosa ultra rapida. Disattiviamo il laser che sennò mi avrebbe seccato. Allora qui adesso c'è un altro pezzettino carino.
Comunque le guardie non mi vedono aprire le porte, eccetera, perché qui è buio pesto. Per quello, non è perché sono ciecati. Facciamo piano. Bye bye. Mettiamolo giù. Ok. Cerchiamo che questa guardia. Allora, qui adesso disabilito il laser. E potete disabilitare quei quadri elettrici, li potete sia seccare con i dardi che spingendo gli B quando siete lì. Che gli dà una spadata praticamente. Allora, benissimo. Perfetto. E The adesso... blackout is working. While the guards fuss over that, we can slip right by them. Maledetto. Ok, e poi chiudiamo. Prendiamo l'artefatto, stacchiamo la luce, prendiamo la guardietta, così prendo punti bonus. Così ci passa dentro qualcuno, almeno non la vede. E qui teniamo aperto che non si sa mai che mi potrebbe servire. Qui facciamo un pianino. Oh, un'altra bella guardietta. Veloci come i fulmini. E giù. E giù a nascondersi anche no. Merda, se è bello sto giochino a piaderolle. Cacchio. C'è la guardia là sopra. Devo aspettare che si spenga quella luce. Merda, non si spegne mica. Vabbè, allora la vado a seccare. What is that? Veloci come Ringo. Via la luce. Via, 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 via. Via, 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 via. Rischioso, Piederoli, rischioso. No, no, no. Dai, andate a fare un giro. Ma non c'è niente. Che cagacazzo. Ah, beh, rimane lì. Aspettiamo che si volti. Perché vedete che adesso c'è quel fascio di luce, se ci passo mi vede. Aspetta un attimo che si volti. Voltati, pirla, bravo. Via. Did I hear something? He's still around here somewhere. Allora, scusate un attimo, ho dovuto fare un attimo una pausa che mi stavano chiamando. Ok. Secchiamo la luce. Target has been identified. Merda, per fare il coglione. Mi sono fatto bollare. Vabbè, tanto ne approfitto. Tanto era solo una guardia per fortuna. Stanno arrivando? No. Oh boh, tanto che adesso non ci sono, andiamo avanti, non stiamo a perdere tempo con le guardie, piaderoli. Mi hanno distratto, se no non mi avrebbero mai beccato, basta. Via, secchiamo sta guardia, che mi sa che lui c'era un segreto per quello che ci sto venendo, per farvelo vedere. A man in black rags was spotted on the ground. Qui mi sa che c'era un segreto. Infatti, vabbè, cavato un rotolo, piaderoli. Per quello che ve l'ho fatto vedere. Non perché volevo perdere il tempo. Allora, andiamo avanti. Oh. Ok, qui abbiamo un altro checkpoint. Lì tanto non c'è niente, è inutile che vada. Hessian's troops are scouring the grounds, but we can sail right over them. Meet me on the roof. Keep from overloading the grid. We gotta turn the power back on one floor at a time. I'm turning the power for the 15th floor back on. Ok, tanto ho già spento le luci, piaderoli, così almeno se la guardia, se riesco a prenderla. Ok, la metto qua nell'angolino, nel buio, che non la vede nessuno. Ok, che figata che... Andate a vedere. No. Ce n'è solo una, vero? Sì.
Cucù. Guarda che non mi prende la guardia, maledetto. Ok. Portiamola un po' più in là. Qui, visto che non le posso occultare i pedoroli, bisogna che le nascondo. Ah, ma non c'è più nessuno. Vabbè. Urco. I heard of him right here. Perché ci ho messo lì a controllare? That's weird. Nothing. Cucù. Riposati qua fuori. Ok. Ah, qui lo posso prendere da sotto. Guardate che figata, Pedroni. Giù. Sente, no? Was that Lì sì, però. Vai a vedere. That just went out. Girati. Turning the power for 16 back on. Cucù. Qui fuori cosa c'è? Nessuno tanto. Qui tanto è solo passaggio per cercare di prenderlo dall'altra parte, ma boh. L'abbiamo seccato così. Qui avevo sbloccato un potenziamento che praticamente mi permetteva di prenderlo da qua. Che figata. Qua sotto cosa c'è? Ah, un artefatto. Gli artefatti penso che siano solo a scopo di punti, ma a sto punto pensavo anche a rotoli, ma poi giocandoci ho capito che non era vero niente. Repair crew, keep moving. Allora, qui non c'è niente, ok. Dopo si attivano delle trappole lì, quindi passo da un'altra parte. Qua comunque ho attivato il checkpoint. 18th floor, power's almost back on. Giù. Ops, scusa. Hear something? Cosa è successo? Così vieni giù anche te. Op. Giù. È bellissimo mazza lì. Ok, si sono attivate le varie trappoline. Ma tanto ormai non serve niente, sono passato da sotto nell'ombra. Andiamo avanti. Tuc 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 tuc. You're almost at the roof. Ho quasi raggiunto il tetto. Turning the power back on for 19. Non mi deve vedere. Ricordo sempre che sono nell'oscurità più totale, quindi... Si è sentito casino. Vediamo se viene qui alla porta o no. Ancora qui è facile, pedoroli. Cucù. Cos'è questo? Ah, un rotolo. Se penso che li abbia già presi tutti i pedoroli, quindi... Comunque avete già visto come si prendono tutti i rotoli, in buona sostanza. Ecco finita la missione. We made it into the complex. This way. Ecco, può essere caduto. Sì, l'ho fatta completamente al 100% anche questa, vedete? Così almeno l'avete visto come si fa. Niente, come sempre commentate e votate, fatemi sapere cosa ne pensate del giochino anche con tutte queste nuove tecniche, queste nuove cose, poi piano piano scopriremo insieme anche tutte le altre cose che si riveleranno durante il percorso, per cui niente, statemi bene pedoroli, alla prossima, ciao a tutti!